Riaprire le attività senza curarsi dei limiti imposti dal coprifuoco. Il proposito annunciato in vista del 26 aprile dal movimento Io Apro viene stigmatizzato dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. Le forzature, soprattutto in questo momento, non servono, afferma. Un pensiero condiviso, dice, anche dalle associazioni di categoria che rappresentano esercenti e ristoratori. Stiamo andando progressivamente verso una riapertura delle varie attività, ci sono dei ristori che stanno per arrivare, quindi queste azioni di forza che poi spesso possono offrire anche l'estro a qualcuno di fomentare quello che sono forme di disagio e anche di tensione non vanno assolutamente bene. Inutile dire che di fronte a palesi violazioni le forze dell'ordine dovranno intervenire e in caso sanzionare, come sta avvenendo per la manifestazione di domenica a Conegliano, cui hanno partecipato centinaia di persone, molte senza mascherina, per ascoltare tra gli altri il sindaco e medico di Santa Lucia Riccardo Sciumschi. Già si è arrivata a una trentina di identificazioni certe, quindi stanno proseguendo, quindi evidentemente man mano che avranno gli elementi per poter stilare dei verbali che sono ovviamente poi sostenibili, anche soggetti a ricorso, sta andando avanti insomma. Queste persone si sono prese una responsabilità non indifferente. Io oggi leggevo di dichiarazioni tipo ma io non posso essere obbligato a fare qualche cosa in cui non credo, sì, finché ti ammali solo tu va bene, ma siccome la tua imprudenza può comportare un rischio per la sanità pubblica, allora questo discorso non mi va bene. Quindi tra questi rientra anche il sindaco Sciumschi? È molto probabile. Infine le scuole. In vista del 26 domani pomeriggio si terrà da remoto un vertice tra prefettura, ufficio scolastico provinciale e MOM sul tema trasporti. Con la didattica in presenza fissata al 60%, a eccezione delle classi quinte al 100%, il problema dovrebbe essere superato. Dovremmo riuscire a farcela con questa percentuale assolutamente gestibile, non lo era quella del 100% oggettivamente.